Sto già sudando sotto palla. Eccola. Ti guarda che bello che lei è il Veneto. Che spettacolo. Quest'ultimo tratto me lo voglio fare dietro di lei. Vabbè. Io te lo dico, ho già caldo. Io ho già caldo. Sto già sudando sotto palla. Cosa facciamo? Andiamo a fare un giretto e dopo ci fermiamo a Matteolo se vuoi. Buono. Ma cazzo fa se è così caldo, porca puttana? Ieri sera sono andato in diga, cazzo, una bora, non so dove va a farvi invernale. Adesso c'è un caldo bestia. No, perché io il giretto lo volevo fare, però siccome non mi mancano tanto, non mi manca tanto, infatti mi manca 5 km. E poi sono arrivato al rodaggio. Dopo devi continuare comunque a tenere 5.000 finché non cambi l'olio. Infatti per quello non è che può stironare. Ma te guarda che bravo, neanche io ero così bravo quando avevo il booster. E benvenuti sul mio canale per questo nuovo video di oggi. Oggi che è sabato c'è una fantastica giornata di sole, un caldo sto sudando. Avrò fatto, non so, avrò fatto 20 km, sono già muoio sbrombo. Anche se mi butto in piscina sono così bagnato. Oggi, essendo sabato, il mio amico Pera con la sua Aprilia Tuono, che è là in fondo, è là con i tosati, con i motorini, mi aveva chiesto se oggi facevamo un piccolo giro in zona. Io ovviamente gli avevo detto: guarda che vecchio, io sono in rodaggio, non mi manca tanto per il rodaggio, infatti siamo a 997 km, mancano 3 km alla fine del rodaggio e poi possiamo correre come bastardi. No, non è vero, non è che possiamo correre come bastardi, però ovviamente abbiamo superato il limite dei 1000 km, il motore si è già adattato un po' a giri bassi, quindi ovviamente dopo i 1000 km bisogna fargli il primo tagliando. Ovviamente non possiamo neanche ancora andare su a giri altissimi, prima si fa il tagliando, si fa eventuali controlli per vedere se il motore è tutto a posto, che non ha trasudazioni o si sia allentato qualcosa durante l'assemblamento del motore, però insomma possiamo fare ancora un po' di chilometri, ovviamente stando sempre sotto i 6000 giri. E dato che oggi finiamo il rodaggio e arriviamo alla soglia dei 1000, settimana prossima la porto a fare il tagliando dei 1000, così dopo anche questa cosa ce la siamo torta dei coglioni. Quindi oggi direzione Colli, o meglio siamo già sui Colli, giretto piccoletto e poi tappa Barteolo, beviamo qualcosa, vediamo chi c'è, vediamo se riusciamo a combinare qualche altro giretto qua in zona e poi una certa a casa, perché il sector ha da fare. Madonna che caldo che fa oggi, è un caldo bestia, come verso Fial Giubeto perché passa aria. Eccola. Mamma mia, è brutta questa. Madonna, sto on-off di sta moto mi fa incazzare. Da quando ho rifatto il motore l'on-off è ancora più invasivo, è ancora più cattiva sta moto, si sente di più, è impossibile gestirlo. Ma appena finisco il rodaggio e faccio un po' di chilometri in modo che tu si riadatta, la porto in banco prova, sì, perché mi sono rotto le palle. Ops, troppo stretta. Guardi signorino Pera, vediamo come se la cavicchia. Porca, lungo. Oh, dannato on off. L'ho perso. Porca Eva. Brutto sto scollinamento qua, tanto brutto. Ti guarda che bello che è il Veneto, che spettacolo, coi suoi vigne, coi suoi monti, ma se bello il Veneto.
Maledetto T-Max, dovevo andare al sorpasso, mi ha rovinato tutto. Welcome to Voi Euganeo, dove tutto è partito con sto cazzo di coronavirus e dove adesso i paesani sono tutti più tranquilli. Ma fortuna che già finita sta storia, cioè finita se proprio fa modo di dire. Però manco non sono rinchiusi in casa. Vadi Pera, vadi lei avanti. Questo ultimo tratto me lo voglio fare dietro di lei. Wow, come lo recupera! Oh, di signorino Pera, guardi come cazzo va giù! Mi sorprende sempre di più quest'uomo! L'ultima volta era un chiodo! Vadi, vadi, non ci incischi, vadi! Vadi! Cazzo che piega! No, perché mi stavo divertendo! No, di... Ah, che sfiga. Salve. Salve. Bretto e la patente. Porca miseria. Minchia, ma sei sbiadio. Sì. Dov'è la lavatrice? No, solo restare fermo e se fa successo così. E se gaspia Dio. Non mi ferma mai. E se in qua, guarda. E se in qua. Che sfigo, proprio alla fine. Porca che ho sete ragazzi, però. Dai, tutto in regola, madonna. La revisione l'ho fatta l'anno scorso. A meno che non si attaccano adesso. Però non penso. Sì? Eccola là. Di che colore è? Nera? Lo so è un cazzo. Lo so è un cazzo. So anche orbo. La prima che colore è? Blu rosso? Bianco. Bianca e blu è la priglia. Cazzo modello sei? Sei una 500, questo non sento, questo non so dove decide. Piaggio Vespa. Adesso non piace 120. Cazzo è? 400? 1000? 1000? Cazzo ho scritto 1000 qua di... Ho scritto 401, P1, 998, sì. È una Vespa. Una Vespa, di piaggio Vespa. A posto ragazzi. A posto? Grazie, arrivederci. Perché stanno scrivendo che fermano. Bene, riprendiamo il nostro giro che abbiamo tanta strada ancora da fare. Riprendiamo il nostro giro che abbiamo ancora tanta strada da fare. Riprendiamo il nostro viaggio. Ed eccoci arrivati. Minchia, oh, ma ne mancava di strada. Oh, però posso dirti, troppo simpatico quel cazzo di carabiniere. Non ne ho mai trovati di così simpatici. No, bere, sabetto. Cos'è che bevi? Adesso vedo. Adesso vedo. Giornata conclusa, non ho idea di come verrà fuori questo video, sono sincero, non abbiamo fatto altro che stare in bar, però abbiamo provato due moto nuove, quindi più avanti prossimamente verranno fuori due nuovi test ride di due moto e le pubblicherò qui sul mio canale. Vi avviso già adesso, lo dico anche a fine video, iscrivetevi al canale e non perdetevi le novità in futuro. Ora, noi come siamo messi con il rodaggio? Il rodaggio lo abbiamo finito, siamo a quota 1029 km, quasi 1030. Il rodaggio l'abbiamo finito, adesso con l'inizio di settimana andiamo a portargliela al meccanico per fare il famosissimo tagliando dei 1000. Quindi, dato che il tagliando l'abbiamo finito, io è tutta oggi che provo moto, ne ho provate due, però sono stato via un po'. Quindi ovviamente io termino qui il video, dato che sto tornando a casa, non c'avevo un cazzo da fare e sono anche stanco. Sector ha bisogno di una bella doccia fresca e l'R1 ha bisogno di riposo perché oggi si è comportata bene, anche se questo cazzo di on-off inizia a starmi sui coglioni, è troppo invasivo, bisogna sistemare. Spero che il video vi sia piaciuto, prossimamente troverete online i test ride delle moto che sono andato a guidare oggi, quindi vi invito a lasciare un like, un commento, fatemi sapere cosa ne pensate di questo video qua sotto nei commenti. Se siete nuovi e non avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per ricevere notifiche sui prossimi video e in descrizione trovate i link dei miei social network
porca, Instagram e Facebook. Io attualmente sono abbastanza cotto e stracotto e sono stufo, non vedo di andare a casa, quindi Sector vi saluta calorosamente in questa giornata abbastanza calda, infatti l'ho detto apposta calorosamente perché è caldo. Ragazzi vi saluto, ci vediamo al prossimo video, bacioi!